credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Ti seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia, o fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Proviamo, Bridge. Io ti adoro. Buongiorno a tutti, benvenuti nella chiesa di Udine, benvenuti agli ospiti, benvenuti ai fratelli in sala, benvenuti a quelli che ci stanno ascoltando da casa. Volevo darvi il benvenuto con alcuni versetti del Salmo 33. Esultate, o giusti, nel Signore, la lode si addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui col salterio a 10 corde, cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. È un invito, questo salmo, a cantare un cantico di vittoria, un cantico nuovo, dice. Quanti inviti avete ricevuto nella vostra vita? Oggi ne abbiamo uno dal Signore. Il salmo comunica un invito all'assemblea. Difatti dice: la lode si addice agli uomini retti. È un invito ad adorare Dio. È quello per cui il Signore ci ha creati, per dargli l'adorazione, per dargli questa adorazione. Vogliamo farlo stamattina attraverso i canti, attraverso l'entusiasmo che lo Spirito e la grazia di Dio ci dà. I canti infatti sono espressioni di lode. Cantare a Dio qualcosa che proviene da dentro di noi, da dentro i nostri cuori. E lo vogliamo fare con questo canto. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Chiamo, Lui si farà trovare, se non lo innalziamo, Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo
Padre, grazie perché possiamo venire a te, possiamo essere alla tua presenza questa mattina con gioia nei nostri cuori per il privilegio di appartenerti. Signore, grazie perché ci hai comprati a caro prezzo, grazie perché hai lavato il nostro peccato, ci hai purificati, Signore, attraverso quella croce dove un giorno hai inchiodato la mia colpa, la nostra colpa e la colpa di tutti coloro che accetteranno questo dono di grazia da te. Così, Signore, benedici questo tempo insieme, voglia tu gradire la lode delle nostre labbra, ciò che faremo possa essere veramente tutto a lode e gloria del tuo nome. Ti benediciamo questa mattina e ti adoriamo perché ne sei degno. Amen. Salmo 33, i primi versetti abbiamo letto, volevo leggere ancora 2 versetti, il 4 e il 5 di questo Salmo. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. La parola di Dio è verità, giustizia, fedeltà. Dio ama infatti la rettitudine e la giustizia e tutte le sue opere testimoniano della sua fedeltà. Un'opera che possiamo vedere ogni giorno è l'opera della natura, che ci ricorda il Creatore, colui che ha creato tutto questo, ma un'opera ancora più grande è l'opera che ha fatto in noi nelle nostre vite, nel giorno che il Signore Gesù ci ha incontrati. Continuiamo a lodarlo quindi con un altro canto, Adorerò, perché vogliamo veramente adorare il nostro Dio questa mattina. Cercherò te, le tue vie io seguirò, do a te tutta la lode, do a te l'adorazione, solo te voglio adorare. Solo
Signore nostro Dio, voglio lodarti perché tu sei degno di lode, Signore. Grazie perché tu ci hai salvato, ci hai liberato dal peso della morte, dalla schiavitù della morte, Signore. Grazie perché ci hai dato una speranza per questa vita e per l'eternità. Grazie di questo privilegio che abbiamo di venire davanti a te, rivolgendoci a un Padre che sa ascoltare, che sa accogliere le nostre parole, che sa accogliere anche le nostre debolezze, le nostre fragilità. Grazie per questo amore immenso che ci mostri, che ci hai insegnato attraverso Cristo. Vogliamo adorarti per questo e ringraziarti nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Grazie Padre Celeste che anche oggi hai aperto gli occhi al mondo. Grazie perché hai benedetto questa casa, queste nostre chiese, tutti i nostri cari fratelli e sorelle in Cristo. Grazie Signore perché con il tuo grande sacrificio ci hai liberato dalla schiavitù del peccato. Grazie Signore ci fai camminare in santità. Grazie Signore per tutte le tue opere che hai fatto su di noi. Grazie Signore che ci hai insegnato l'unità. Grazie Signore che ci hai insegnato a perdonare. Grazie Signore che ci hai perdonato. Sia lode e lode per sempre nel Dio Figlio Santo Immacolato. Amen. Amen. Grazie Signore per quello che hai fatto per noi, che fai per noi e che farai per noi. Grazie perché sei sempre pronto ad aiutarci in ogni difficoltà, ad ammaestrarci e a seguirci. Grazie per tutto, grazie perché ci hai perdonato i nostri peccati e grazie perché continui a guarire il nostro cuore giorno dopo giorno. Grazie, nel tuo santo nome. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie perché tu sei presente costantemente. Quando noi ti chiediamo qualcosa, tu Signore sei lì per noi, e anche se noi pensiamo che tante volte non avvengano le cose, noi dobbiamo capire che il tempo non ci appartiene, tu sai quando è il momento giusto per tutto, Signore. Noi dobbiamo avere fede, fiducia, noi ti amiamo, ti ringraziamo perché tu continui a lavorare dietro le quinte e hai la mano potente sempre sopra di noi, Signore. Noi sappiamo di essere accompagnati in qualsiasi posto dove andiamo, Signore. Meraviglioso sapere che un giorno saremo con te perché siamo tuoi, Signore. Questo noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, grazie per la tua santità, grazie per la tua pazienza e per la misericordia che hai nei nostri confronti. Amen. 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 Loda te, Eterno, perché possiamo sempre confidare in te, Signore. Grazie. Perché in te possiamo camminare al sicuro, Signore, nelle tue vie. Grazie, Signore, perché ci sentiamo protetti. Ti ringraziamo, Eterno, nel nome di Gesù. Amen. 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 Continuiamo a leggere altri versetti di questo salmo, a partire dal versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, comandò e la cosa apparve. In questi versetti il salmista trasmette l'idea di una creazione dal nulla, in cui Egli crea
il mondo senza ricorrere a nessuna forza esterna, ma semplicemente attraverso la sua parola. Come sottolinea il versetto 9, quando egli parlò, il mondo ebbe inizio. Egli parlò e la cosa fu. Il versetto 7 descrive come il Signore ammassò insieme le acque del mare e ritirò gli abissi. Dio mostra tutta la sua potenza, creando ordine dal caos iniziale, dove la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, come descritto nel libro della Genesi. Infine, il versetto 8, Dio comanda a tutti gli abitanti della terra che lo temano. Vogliamo cantare ancora un canto prima di dare la parola alla Chiesa per raccontare quello che il Signore ha fatto nella vostra vita in questo giorno, in questa settimana, in questo mese, in questi anni, durante tutta la vostra vita. Possiamo raccontare ciò che Dio fa per noi ogni giorno e vogliamo farlo. Se qualcuno ha una testimonianza dopo questo canto, il tempo è a voi per dare gloria a Dio, per ringraziarlo di qualcosa che Lui ha fatto e che continua a fare nelle nostre vite. Questa canzone la canto per te, dice, per te che hai dato il figlio tuo. Tu hai fatto qualcosa di grande nella mia vita, qualcosa che nessun altro poteva fare, e tu hai dato la vita per me. Cantiamolo insieme. Voglio dirti grazie perché la
Gianni, posso iniziare dal web? Prego. Riccardo De Rosa scrive: esultate o giusti nel Signore, la lode s'addice agli uomini retti. Salmo 33,1: nella partecipazione di tutti Dio ci benedica insieme. Anche da Antonio: buongiorno e buona domenica. Paola Petrazzo: pace e fratelli, sorelle. Isabella Clara: buongiorno e buona domenica a tutti. E anche Paola Petrazzo scrive: Signore, ti ringrazio perché so ciò che metti nella mia strada, la cosa è giusta per me. Ogni persona è la persona che mi porterà ad allenare i tuoi doni e dopo ogni fatica posso riposare nel tuo grembo. Queste sono le testimonianze dal web. Grazie cari fratelli, salutiamo tutti, salutiamo Riccardo, salutiamo la sorella, grazie per le parole e siamo contenti che tutti insieme possiamo dare gloria e onore al Signore. Prego Silvano. Volevo ringraziare il Signore perché questa settimana è stata una settimana piuttosto intensa dal punto di vista emotivo e ci sono state delle situazioni tristi che sappiamo, su cui siamo invitati a riflettere, credo. E una cosa preziosa che riconosco che Dio mi ha insegnato è il valore dei ricordi, della memoria, del ricordare. Nella Bibbia troviamo, soprattutto nell'Antico Testamento, degli altari, delle pietre, un albero piantato che servivano a mantenere una memoria attraverso il tempo, no? La pietra, ne discutevamo anche con Giuliana, no? L'altro giorno, è un simbolo che va oltre il tempo ed è messa lì come memoria. E noi abbiamo bisogno di ricordare, di mantenere nel nostro cuore, nella nostra mente i nostri ricordi. Alle volte sono dei ricordi anche difficili, anche brutti, ma il bello di conoscere Cristo è che possiamo guardare al nostro passato riconoscendo la presenza di Dio nella nostra vita in qualsiasi momento. Quel momento felice, quel momento triste, quel momento difficile, quel momento gioioso. La memoria ci porta indietro, ci fa riconoscere la presenza di Dio attraverso il tempo. Noi ci dimentichiamo facilmente di quello che Dio ha fatto per noi, è stato per noi. Alle volte non l'abbiamo neanche capito, è appunto la memoria, la capacità di guardare indietro con occhi diversi che ci fa riconoscere quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Io lo voglio ringraziare. Amen, grazie Silvano. Gianni? No, io volevo ringraziare il Signore perché Lui trasforma quello che è negativo sempre in positivo, no? E su questa fase qua ragiona un po' sulla tecnologia. La tecnologia può avere tante situazioni negative, però nella realtà Lui la trasforma in una cosa positiva e l'esperienza sta che quando sei fuori, grazie a dei investimenti che sono stati fatti dalla Chiesa, grazie a tante situazioni, abbiamo l'opportunità anche di seguire i nostri culti, lo studio biblico, anche se non puoi essere presente. E questo è una bella cosa, sia per chi il Signore ha messo a lavorare per queste cose qua, che aiuta anche a crescere personalmente, e sia il fatto che quando si è lontani ci si può collegare con un semplice telefonino, anche se sei in macchina, stai guidando, qualsiasi cosa che sia, e puoi ascoltare la sua parola. Perciò io voglio ringraziare il Signore come trasforma un'era in cui la tecnologia è una cosa che può essere usata in 1000 maniere in una maniera positiva. Per questo voglio ringraziare. Grazie, approfittiamo per ringraziare i ragazzi che sono alla regia, tutti quanti fanno un gran lavoro e senza di loro la tecnologia non servirebbe a nulla, ma grazie soprattutto, come dicevi tu, al Signore. Io ringrazio il Signore perché in questo periodo ho la mia sorellina Manuela che mi sta aiutando un po' a casa
E per la prima volta ho sentito, ma lui mi ha raccontato quando ha preso il Covid, insomma, poi è guarita, che ha ringraziato il Signore. Io l'ho sentita per la prima volta ringraziare il Signore, perché cerco sempre insomma, di farle capire quanto grande è l'amore di Dio a lei. E io spero veramente che lei possa aprire il cuore al Signore e alla bellezza. Io dico ancora grazie. Grazie. Gianni, volevo ringraziare il Signore per l'evento di ieri sera, J Factor, dove abbiamo potuto assistere a parecchie esibizioni. È bello perché sono tutti canti che parlano del Signore. Voglio ringraziare per il nostro gruppo, per la nostra band musicale che ieri si sono esibiti. E voglio ringraziare Christian, Angela, Giulia e Gioia che era la protagonista. Anche se non è andata in semifinale, in finale, non importa perché è bello perché è andata lì a cantare per il Signore e questa cosa è stata molto piacevole. Abbiamo sentito comunque attraverso tutti i canti la presenza del Signore in quell'evento. E dopo questo volevo anche chiedere preghiera a tutti quanti per l'isola di Ischia, che ha subito dei grossi danni e stanno ancora combattendo tra le macerie. Ricordatevi, ognuno di voi a casa, anche chi è sul web, di pregare per l'isola di Ischia. Approfitto anche per dire che Graziano si unisce a noi attraverso il web nella lode e nella preghiera, e c'è anche qualcun altro dal web che si unisce a noi, come Anni, sarebbe Kevin, penso sia Kevin. Ok? Lode al Signore per questa bella giornata e lode al Signore perché siamo uniti qui, riuniti in piena libertà. Amen. Amen. Grazie. Salvatore. Se non c'è nessun altro che vuole testimoniare, passiamo pure alla cena del Signore. Il versetto 12 del Salmo che abbiamo letto diceva così: beata la nazione in cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per la sua eredità. Appartenere a Dio, essere il suo popolo, è un grande privilegio. Ma come diceva prima Silvano, giustamente noi spesso dimentichiamo. E dobbiamo ricordare qual era la nostra condizione prima di essere stati trovati da Dio, scelti da Dio, prima di aver conosciuto Cristo, perché è stato Lui che ci ha conosciuti, per poter apprezzare maggiormente ciò che Cristo ha fatto per ognuno di noi. E l'Apostolo Paolo descrive molto bene nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, dai versetti 11 in poi, questo passaggio in cui ci ricorda chi eravamo, ma ci ricorda anche chi siamo ora, qual è la nostra posizione. E leggiamo questi versetti che nella lettera agli Efesini dal versetto 11. Paolo dice: perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la sua croce, sulla quale fece morire la sua inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini,
perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso a Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Paolo quindi ci ricorda in questi versetti la condizione terribile in cui eravamo, senza speranza, senza Dio, esclusi dalla cittadinanza dei cieli, estranei ai patti della promessa. Però ci ricorda dopo chi siamo diventati, chi siamo ora, la nostra posizione dopo aver conosciuto il Signore. Ma ora siamo riconciliati con Dio, aggiunti alla famiglia di Dio. Che privilegio appartenere a Cristo, che grande anche responsabilità. La cena del Signore che stiamo per condividere insieme è un ordinamento del Signore Gesù. Egli stesso ha detto: fate questo in memoria di me. E mentre ci avviciniamo vogliamo celebrare il Signore, riflettiamo anche sulla misericordia che Dio ha avuto per noi. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E invito tutti coloro che sono in comunione con Dio attraverso una relazione personale col Signore Gesù e che sono stati battezzati da adulti, come la Scrittura ci insegna, ad avvicinarsi ai simboli in comunione fraterna, e ognuno di noi esamini se stesso alla luce della parola di Dio. A tutti gli altri il mio invito è di astenersi da prendere questi simboli e mentre passano rifletti un po' sulla tua vita, al privilegio che puoi avere anche tu e alla condizione che hai adesso senza Cristo e a quella che potrai avere attraverso di Lui. Così invito qua Gianni per pregare per i simboli e per aiutarmi per la distribuzione. Grazie Signore per essere qui, Signore, grazie per essere nella comunità, grazie perché possiamo ricordare il tuo sacrificio, Signore, ma non nella tristezza dello stesso, ma nella gioia perché tu sei risorto, Signore. Il sacrificio che tu hai fatto per noi è stato fatto per la nostra salvezza, per la nostra libertà, per essere liberi e poter vivere in te, Signore, e poter fare in modo che Cristo viva in noi, Signore. Noi ti vorremmo ringraziare per questo, Signore, perché non potremo mai immaginarci, non potremo mai sdebitarci, non potremo mai chiederti abbastanza grazie, Signore, per quello che tu hai fatto per noi, per l'amore che hai dimostrato a noi, Signore. Signore, noi ti lodiamo, ti innalziamo, perché tu sei degno, Signore, perché tu hai dato te stesso, Signore, per noi. Grazie, Signore, per questo, Signore. Lode a te. Amen.
Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo è il calice e il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi. Cantiamo insieme ancora un canto prima di dare una parola al fratello che ci porterà un messaggio. Questo canto dice Desidero. Il suo titolo: quando penso al tuo amore per me, quando penso al tuo sangue versato, io non riesco a stare in silenzio, voglio dirti grazie, Signore, con tutto il cuore. Cantiamo insieme questo canto, Desidero. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Quando penso al tuo amore per me,
Ora la parola al fratello Silvano. Dio ti guidi e ti benedica e il Signore continui a parlare nei nostri cuori. Buongiorno a tutti. Questa mattina siamo ancora nella parte conclusiva, non concluderemo ma ci avviciniamo alla conclusione del capitolo 20 di Luca, e prima di affrontare questo passaggio di stamattina volevo insieme con voi dare un'occhiata a una, in inglese timeline, una linea del tempo, un'immagine che ci mostra l'ultima settimana di Gesù, cioè quella che va dalla domenica in cui c'è l'ingresso trionfale di Gesù, quella che noi conosciamo tradizionalmente come la Domenica delle Palme, no? Quella domenica in cui ricordiamo questo ingresso trionfale di Gesù. C'è una forte simbologia nell'ingresso di Gesù. Egli entra a cavallo di un asino e viene accolto come un re. La cavalcatura è, anche se a noi sembra un po' strano, no? Insomma, non siamo più abituati a riconoscere l'asino come un animale nobile. In realtà nella cultura del tempo questo era un segno di grande nobiltà e di onore. Quindi la cavalcatura di Gesù raccoglie dentro di sé una forte simbologia, una regalità che gli viene attribuita, no? In questa domenica. Poi il lunedì avviene tutto quel pandemonio che succede nel Tempio, in cui Gesù entra, rovescia i tavoli, fa una frusta di cordicelle, ci viene scritto, e scaccia via mercanti e animali dal Tempio per liberare il Tempio e ridare al Tempio quella sua dignità perduta. Era diventato un mercato vero e proprio, dove ci si era dimenticati che il Tempio era un luogo di incontro con Dio, ed era stato tutto mercificato. Certamente Dio era al centro, ma il business era diventato la cosa più importante. Vendere animali, vendere cose che servivano per il sacrificio, era diventato più importante il commercio che non il senso del sacrificio. Quindi Gesù ripulisce il Tempio, e poi fra martedì e mercoledì ci troviamo noi nel Vangelo di Luca al capitolo 20. Succedono un sacco di cose, discussioni, soprattutto discussioni, perché il fatto di aver liberato il Tempio aveva dato fastidio a parecchi, soprattutto quelli che avevano interesse in questo Tempio. Quindi il capitolo 20 ci racconta quello che succede fra martedì e mercoledì. E poi via via ci avviciniamo al giovedì, che è la preparazione per la Pasqua, in cui avviene appunto l'ultima cena. A cavallo fra giovedì e venerdì avvengono tutti quegli avvenimenti, quindi l'arresto di Gesù, la preghiera di Gesù nel Getsemani, eccetera. Venerdì Gesù muore sulla croce, ma domenica risorge. Questa è la settimana, l'ultima settimana della vita di Gesù, quella che quindi racconta dall'ingresso di Gerusalemme alla sua resurrezione. Noi ci troviamo fra martedì e mercoledì. Allora, teniamo presente questa cosa, perché è una cosa molto importante, lo scopriremo poi verso la fine di questo ragionamento che ho in cuore di portare insieme con voi. Quindi, fra martedì e mercoledì succede tutto quello che vediamo nel capitolo 20 del Vangelo di Luca. Ci sono 5 controversie, 5 discussioni che avvengono nel capitolo. Dall'inizio, dal versetto 1 al versetto 8, c'è una
disquisizione sull'autorità di Gesù. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Sei venuto qua, hai buttato tutto per aria, hai scacciato fuori. Chi è che ti ha dato l'autorità? Prima discussione. La seconda discussione è in realtà un'esposizione che Gesù fa di quello che dovrebbe essere il regno. E il regno viene paragonato a una vigna messa a disposizione dal Signore, dall'Eterno, entro il quale l'uomo può muoversi e esercitare il suo lavoro di buon vignaiuolo. L'intento di Gesù è quello di dimostrare a queste persone che lo stanno accusando che non sono poi dei gran bravi operai, anzi si stanno sforzando di buttare fuori il padrone, di esautorare il padrone dalla proprietà della vigna per accaparrarsene. È un grave atto di accusa che Gesù fa. Terza disquisizione è sulle tasse, tema attuale anche, no? È sempre stato un problema pagare le tasse, e quindi Gesù viene sfidato sulla opportunità o meno di pagare il tributo a Cesare, e su questo abbiamo ragionato. Era una domanda che aveva poco a che fare con le tasse, ma piuttosto un tentativo di inganno, così come è stato un grande tentativo di inganno, un trabocchetto, il discorso, la domanda dei Sadducei sulla risurrezione, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quinto e ultimo discorso, quinta e ultima disquisizione, domanda, chiamiamola come volete, è quella di cui ci occupiamo quest'oggi, che si trova dai versetti 41-44 del Vangelo di Luca, ma per completezza vorrei leggere dal versetto 39 al 44. Allora alcuni degli scribi presero la parola e dissero: Maestro, hai detto bene, e non ardirono più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? Nel libro dei Salmi Davide stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore. Come può essere suo figlio? Quindi questa quinta controversia, in realtà è Gesù che prende l'iniziativa. Ho letto dal versetto 39 perché questa è la conclusione del discorso relativo alla risurrezione, e questi scribi dicono: hai detto bene, e poi finalmente stanno zitti. C'era poco da dire ancora, insomma Gesù aveva messo tutti un po' al loro posto, rispondendo poco ma facendo molte domande. E Gesù continua a fare un'altra domanda anche qui, coglie l'occasione di questo silenzio, di questo aver zittito tutti quanti davanti a lui, per porre questa controversia. Una domanda brillante per certi versi, e li esorta, li sfida, ma scopriremo che sta sfidando anche noi a rispondere a questa domanda. È una provocazione che il Signore lancia a queste persone che avrebbero dovuto essere, lo erano per la verità, forse lo usavano male il loro talento, ma erano veramente delle persone dotate di grande conoscenza della parola di Dio. Il problema è che la usavano male, ma la conoscevano, il che ci dovrebbe far pensare che la pura conoscenza senza una corretta applicazione può essere alle volte qualche cosa anche che può portare dei danni. Quindi il Signore sfida questi uomini ponendo una domanda. La domanda è questa, che troviamo appunto dai versetti 41 a 44. Suddividiamo questa disquisizione in due parti. Innanzitutto il versetto 41 dice: egli disse loro: come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide?
È una domanda quasi scontata, è una cosa di cui tutti quelli che stavano ascoltando avevano una risposta. È come chiedere a Salvatore la formazione del Napoli di oggi, insomma, no? Se io gliela chiedo sicuramente è una cosa che lui sa. Lui chiede qualche cosa di abbastanza ovvio e scontato. Come succede spesso, Gesù ci chiede ciò che noi sappiamo per metterci nella condizione di metterci in discussione. A me piace molto questo stile di Gesù, che è uno stile che i rabbini anche hanno adottato nel loro insegnare, quello cioè di sfidare, di non dare mai risposte, ma di proporre delle domande che servono a metterci in discussione, a rivedere quelle che sono le nostre convinzioni e a rivalutare ciò che noi riteniamo giusto, che riteniamo chiaro, per vedere se effettivamente è così giusto e così chiaro. Ed è questo che Gesù fa. Come mai dicono che che Cristo è il figlio di Davide? In altre parole, egli stava dicendo, come potete dire, come si può dire che Cristo è il figlio di Davide? O perché diciamo che Cristo è il figlio di Davide? Come dicevo, le persone in quei tempi lo sapevano molto bene che dalla stirpe di Davide sarebbe nato il Cristo. L'Antico Testamento è ricchissimo di riferimenti più o meno espliciti, a dire la verità, ma ce ne sono diversi. Vorrei, per esempio, il capitolo 7 di Secondo Samuele è uno di questi, non li leggeremo per brevità, anche il capitolo 11 di Isaia, ma se vi sbizzarrite ne potete trovare un sacco, veramente un sacco di riferimenti. Questa domanda è una domanda ovviamente retorica, che ha quindi lo scopo di predisporre coloro che ascoltano a riflettere. Perché avevano bisogno di riflettere? Perché Gesù era a pieno titolo un discendente di Davide. Vi ricordate all'inizio vi ho fatto vedere quello schema degli ultimi 7 giorni? La domenica Gesù entra a cavallo sul dorso di un asino, ed è questo un simbolo regale, gli viene attribuita questo onore ed è altrettanto chiaro che egli è un discendente di Davide, e questo è chiaro nella scrittura. Vedi le 2 genealogie che troviamo nei Vangeli di Luca e di Matteo. Ci chiediamo sempre come mai ci hanno snocciolato tutti questi nomi. E chi comincia a leggere il Nuovo Testamento partendo dal Vangelo di Matteo, alla fine del primo capitolo è già esausto, perché ha letto tutta questa sfilza di nomi dei quali non comprende il significato. Vero? Il significato invece è un significato molto chiaro, sta a stabilire la natura e la regalità dal punto di vista umano di Gesù. Quindi la scrittura ci conferma questo, ma anche i contemporanei di Cristo sapevano questo. Egli era un discendente di Davide. Fra l'altro nel Tempio venivano conservate queste genealogie con un'accuratezza molto, molto alta, sembravano delle anagrafi moderne, laddove noi possiamo ricostruire tutta la nostra storia familiare andando indietro, no? nel tempo, per vedere chi erano i nostri antenati. Gesù anche viene chiamato esplicitamente figlio di Davide, questo lo troviamo in Luca 18:38, quindi il Cristo era un discendente fisico ed ereditario del re Davide, e questo era incontestabile. Quindi l'aspettativa comune a quella ai tempi di Gesù era che il Messia, che viene dalla stirpe di Davide, stava per arrivare, e Gesù era seriamente candidato ad essere questo Messia che si stava aspettando, il Cristo. Aveva tutte le carte in regola e quasi quasi si erano convinti tutti,
perché all'ingresso l'ingresso è trionfale, si tolgono i mantelli, glieli mettono sulla strada, hanno preso la cavalcatura per dargli l'onore di entrare quasi fosse un re. La gente si era quasi quasi convinta, quasi tutti erano convinti che Gesù era il Messia. Ma Gesù li mette in crisi. Come mai dite che il Cristo è il figlio di Davide? E aggiunge, citando un passo dell'Antico Testamento che si trova nel libro dei Salmi, dicendo così, versetto 42. Nel libro dei Salmi Davide stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore. Come può essere suo figlio? Come può essere suo figlio? Gesù sta provocando queste persone, sta parlando ai capi religiosi, ma come si suol dire, si parla, com'è quel modo di dire, si parla alla nuora perché ascolti la suocera, non so, è qualcosa del genere, no? Cioè il fatto che io parlo ad alta voce, rivolgendomi a una persona, ma gli altri mi stanno ascoltando. È un modo indiretto per riuscire a comunicare questo, e Gesù sta facendo qualcosa di molto simile. Parla a questi dottori della legge, ma anche gli altri lo ascoltano. Dice, Davide stesso dice nel libro dei Salmi, il Signore ha detto al mio Signore, siediti alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Sta citando il Salmo 110. Salmo 110, versetto 1, sono esattamente queste parole. Le riguardiamo insieme. Salmo 110, versetto 1, Salmo di Davide. L'Eterno dice al mio Signore, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Gesù, che era uno che la sapeva lunga della scrittura, cita questo passaggio che nella nostra traduzione ci sembra un po' ambiguo, c'è quasi un gioco di parole. Il Signore ha detto al mio Signore. C'è chi disquisisce sul fatto che sia maiuscolo che è minuscolo, no? E questo è uno dei grandi limiti delle traduzioni, ma tutti quelli che erano lì davanti a Gesù capivano benissimo cosa voleva dire. Forse noi facciamo un po' più di fatica. Se noi andiamo a guardare il testo dei Salmi, andiamo a guardarlo nella sua lingua originale, dice una cosa simile. Yahweh dice ad Adonai, siedi alla mia destra affinché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Detta così è un po' più chiara. Yahweh e Adonai. Yahweh, il nome di Dio, quello che non si poteva pronunciare, è il nome che definisce l'Eterno, e Adonai è il nome che definisce il Dio come Signore. Allora, se mettiamo insieme le due cose, ci accorgiamo che qui di signori umani si parla poco, si parla invece di una relazione abbastanza particolare che c'è fra Yahweh e Adonai, due termini che contraddistinguono i caratteri di Dio, pur mantenendoli distinti come loro personalità, come persone, mettono una relazione in termini divini fra queste due entità, chiamiamole così, fra queste due persone. Si sta parlando di due persone della Trinità, il Padre e il Figlio. E guardate bene, questo fa tutta la differenza del mondo. Gesù quindi sta dicendo che il Messia, il liberatore che è tanto atteso,
come faceva a essere figlio di Davide se invece qui Davide stesso dice che è questione divina? Il Signore, Yahweh, dice a Adonai, eccetera. Com'è possibile quindi che quello che noi consideriamo il discendente di Davide, c'è una genealogia, eccetera, eccetera, nasce dalla radice di Isai, è anche Dio? E di fronte a questa domanda, queste persone rimangono con la bocca aperta. Nessuno risponde. Matteo scrive in un passo parallelo che racconta questa vicenda nel Vangelo di Matteo, appunto, dice Matteo 22, 46, ma nessuno era in grado di rispondergli e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Nessuna risposta, eppure questi qua erano quelli che la sapevano più lunga di tutti e non erano in grado di rispondere. Quindi Matteo ce lo scrive proprio che non erano in grado di rispondere, ma lanciamoci una sfida. Vogliamo provare a rispondere noi a questa domanda? Quella che i dottori della legge non hanno potuto commentare, non hanno potuto dare una risposta, credo che spetti a noi rispondere. Il figlio di Davide è una verità, è scritto. Dalla discendenza di Davide, l'abbiamo detto, nascerà il Messia. Eppure questo Messia, dice invece il Salmo, Davide stesso dice che è Dio. Quindi Cristo è un uomo, e questo lo dice la Scrittura, ma Cristo è anche Dio, e questo lo dice ancora la Scrittura. Siamo di fronte alla necessità di mettere insieme due concetti che non potrebbero andare insieme. È quello che possiamo definire tranquillamente un paradosso e cerchiamo di dare una risposta a questo. Volevo farvi vedere questo schemino che ci aiuta a ragionare su questo concetto. Allora, in alto, in questo schema, vediamo una freccia che indica il divino, che va da questa parte, per chi guarda alla destra, e l'aspetto umano che va dalla parte opposta, alla sinistra. E in mezzo c'è Cristo. Due cose che non vanno d'accordo, che se uno tira da una parte, l'altro tira dall'altra. Però Gesù sta introducendo quello che noi consideriamo un paradosso. Il paradosso può stare insieme solamente, e questa affermazione può stare insieme e avere significato solamente se accettiamo il fatto che Gesù è perfettamente uomo e Gesù è perfettamente Dio. Allora in questa situazione le due cose possono convivere. Se noi immaginiamo Gesù Dio e Gesù uomo come due frecce che puntano in una direzione opposta, questo discorso non può stare in piedi. Viceversa, se pensiamo a Dio, a Cristo come perfettamente uomo e come perfettamente Dio, le due cose possono convivere. La nostra mente fa molto fatica a accettare questo, perché è appunto quello che noi consideriamo un paradosso. Due cose che dicono uno il contrario dell'altro, ma che devono convivere. E la nostra fede è fatta di tanti paradossi. Dio è giusto e Dio è misericordioso. La grazia e la legge sono due paradossi, eppure sono due verità bibliche.
Ne possiamo mettere tanti. Perché è importante ragionare su questo? Ovvero, chiediamoci perché Gesù, in mezzo a tutta questa confusione, in mezzo al fatto che doveva difendersi da accuse molto gravi, da provocazioni molto serie, perché si è preoccupato di questo? Allora, torniamo un attimino allo schema della settimana di cui abbiamo visto all'inizio. Siamo martedì, mercoledì. Gesù sapeva molto chiaramente cosa gli stava aspettando, cosa lo aspettava. E pur non avendo l'orologio in mano, aveva la chiarezza che il tempo a sua disposizione era veramente breve. C'era quindi un'urgenza di spiegare alcune cose. Quelle cose che sarebbero successe da lì a 2 giorni sarebbero state incomprensibili se Gesù non si fosse sforzato di far capire queste cose a chi lo stava ascoltando. Perché Gesù è entrato a Gerusalemme come il Messia, quell'uomo che veniva dalla progenie di Davide, quell'uomo in cui il popolo aveva messo tutta la propria speranza, le proprie aspettative. I giudei aspettavano il Messia che li doveva liberare dai Romani, sarebbero stati finalmente liberi di questa dominazione insopportabile che per loro natura gli ebrei non sopportavano, no? Nell'Antico Testamento più volte vengono definiti come un popolo dal collo duro. Immaginatevi quanto erano capaci di sopportare le imposizioni, no? Quindi questa situazione di dominio era un dominio inaccettabile per il popolo. E da lì a 2 giorni quello che loro credevano essere il liberatore sarebbe morto sulla croce, ucciso come il peggiore dei mascalzoni. E tutto questo avrebbe dato una grande sensazione di fallimento. Del resto anche i discepoli non rimangono esenti da questo sentimento. Ai piedi della croce c'è solo Giovanni e le donne. Le donne qui hanno dato una grande lezione di fede rispetto a coloro che invece dovrebbero essere stati gli amici più vicini di Gesù. C'è solo Giovanni ai piedi della croce. Pietro rinnega Gesù quando viene sollecitato. E questo è apparentemente un grandissimo fallimento. E siccome Gesù lo sa e sa come siamo fatti, si preoccupa di farci capire che la nostra prospettiva è una prospettiva un po' più ampia. Se guardiamo solo a una parte dell'opera di Cristo ci manca qualche cosa, e di questo ci parla in una maniera molto efficace. Questo lo voglio leggere insieme con voi, l'Apostolo Paolo, che scrive nella prima lettera di Corinzi al capitolo 15, versetti da 12 a 19, scrive queste cose. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione, ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troviamo a essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato e se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi dunque siete ancora nei vostri peccati e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. E se speriamo in Cristo solo per questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Paolo fa un ragionamento articolato per andare a confutare la tesi nella chiesa di Corinto, fra i Corinzi, secondo cui alcuni non credevano nella risurrezione di Cristo
e fa tutto questo ragionamento con un linguaggio tipico del tempo, forse un po' contorto per il nostro modo di ragionare. E quindi si sforza di spiegare che se Cristo non fosse risorto la nostra fede sarebbe vana. Ma la cosa che mi ha colpito di più è questo versetto, il versetto 19, che dice: se noi speriamo in Cristo solo per questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Gesù stava cercando di spiegare questo concetto, che se voi state credendo che il Messia sia solo quello che vi porta la libertà dai Romani, siete veramente dei miserabili, perché fra un paio di giorni tutto va a farsi benedire, con un linguaggio estremamente umano, no? E Gesù quindi sta preparando queste persone ad affrontare la più grande delusione nella loro vita, ma li sta preparando anche a guardare la prospettiva mettendo insieme quei due concetti che non si possono mettere insieme, che egli è perfettamente uomo ed è perfettamente Dio. Se noi speriamo in Cristo, dice Paolo, solo in questa vita siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Senza la risurrezione di Cristo la nostra fede è vana. Ma appunto la conclusione di questo ragionamento di Paolo dice una cosa interessantissima. Dice che se speriamo in Cristo solo in questa vita siamo miserabili. Concretamente questo cosa vuol dire? Quel ragionamento a cui i dottori della legge non hanno saputo dare una risposta è un ragionamento al quale noi siamo chiamati a dare una risposta, e la nostra risposta la sappiamo, è una risposta che ci è stata insegnata attraverso lo studio della scrittura, correttamente insegnata, aggiungo, ma è una risposta che ha bisogno anche di trovare una sua realizzazione nella nostra vita. Quanto siamo convinti che Gesù è perfettamente uomo e perfettamente Dio? Dal punto di vista logico l'abbiamo accettato come insegnamento, ma io mi riferisco dal punto di vista pratico e concreto. Credere in Gesù solo per questa vita e in termini pratici significa credere a un Gesù intellettuale, a un Gesù pensatore. E se siamo onesti, anche molti di coloro che avversano Cristo hanno accettato alcune idee che Cristo ha introdotto. L'attenzione per il prossimo, la dignità paritaria fra l'uomo e la donna. Ci stiamo combattendo ancora oggi e assistiamo alla televisione cose che dopo 2000 anni non avrebbero più senso e che Gesù ha in qualche maniera già sdoganato attraverso i suoi ragionamenti. Si continua ancora a combattere su questo. Gesù è un grande pensatore, è colui che ci insegna e ha introdotto anche una morale che nel mondo occidentale è largamente condivisa. Anche coloro che non vanno in chiesa credono a tante cose che Gesù ha insegnato. Mi stupisce sempre l'attenzione al prossimo che avviene da delle persone che con Cristo non hanno nulla a che fare. Da dove hanno imparato questo? Se non dai principi che Cristo stesso ha insegnato, perché l'avvento di Cristo è una rivoluzione nella storia, è una rivoluzione anche nel pensiero umano. Cristo ha cambiato il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere il prossimo, il nostro modo di vedere la società, di pensare all'altro in un modo diverso. E questa è la parte umana di Gesù, e tanti credono alla parte umana di Gesù. Invece ci sono tanti che credono invece solamente nella parte divina di Gesù. Si mettono in tasca la grazia della croce e si disinteressano di tutto quello che invece è la parte umana.
Ci sono delle prospettive che guardano solamente all'eternità e non guardano all'oggi. E questa è l'altra freccia, quella che porta verso la divinità di Dio, di Gesù, che ci allontana dal presente per guardare solamente al futuro. Allora Gesù invece ci sta sfidando a mettere insieme queste due cose, ad essere delle persone che credono in quel Gesù terreno, quel Gesù uomo, quel Gesù che si è incarnato per mostrarci proprio senza veli, senza riserve, senza censure la sua umanità. È bello leggere la vita di Gesù, conoscere la vita di Gesù, accorgersi di un uomo che piange, che ride, che ha paura, che soffre, che ha il piacere di stare con gli amici, che ha la sofferenza del distacco. Questa è la piena umanità di Gesù ed è questa la vicinanza che Gesù ha voluto mostrare per far sì che noi possiamo simpatizzare, anzi ci dice che Lui ha simpatizzato con noi perché ha provato le stesse cose. Allora non ci dobbiamo dimenticare di questo aspetto. Gesù è perfettamente uomo, ma è anche perfettamente Dio. E ci sta dicendo che questa umanità che Lui ha provato è una parte della nostra vita, una parte di cui non ci possiamo disinteressare, ma una parte che invece dobbiamo vivere pienamente perché Lui l'ha vissuta e ci ha dimostrato che si può fare. L'ha vissuta mostrandoci un esempio perfetto e dandoci anche la speranza dell'eternità. Viviamo quindi questo paradosso, credendo che Gesù è perfettamente uomo ed è perfettamente Dio, perché questo ci insegna a essere dei Suoi seguaci oggi, in questo momento, in questo posto dove Lui ci ha messo, senza dimenticare che questo è un momento in cui noi possiamo fare la differenza, possiamo parlare di Gesù, di quel Gesù che è perfettamente uomo e che quindi sa cosa stai provando. Capisce quella che è la tua difficoltà, la tua sofferenza, simpatizza con te, ma è anche quel Gesù che ha provveduto a una speranza eterna. Viviamo questo paradosso credendo che Gesù è perfettamente uomo ed è perfettamente Dio. Amen. Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti per la parola che abbiamo ascoltato oggi. Signore, grazie per il modo di relazionarti con noi, Signore. A volte sembra strano, Signore, che ci poni davanti a delle domande, davanti a dei quesiti che non sappiamo a volte trovare la risposta perché siamo impreparati. Però, Signore, questo ci dà gioia perché si comprende che tu vuoi comunione. Vuoi comunione con la tua Chiesa, con i tuoi figli, Signore. E grazie, Signore, perché sei vissuto su questa terra e conosci tutti i nostri difetti e conosci tutte le nostre debolezze. Grazie, Signore, perché la tua umanità, Signore, ci avvicina ancora di più a te, Signore. Rendici, Signore, dei cristiani dove attraverso il nostro esempio possiamo portare fuori questa grazia, possiamo portare fuori il Vangelo, la buona notizia. Signore, voglio ringraziarti per le parole ascoltate oggi. Voglio ringraziarti per questo messaggio che hai messo nel cuore di Silvano, Signore, ma che ha toccato ognuno di noi, Signore. Fai sì che la tua comunità possa crescere, Signore, in qualità, in quantità. Fai, Signore, che le persone a casa abbiano voglia invece di venire in presenza, Signore, ad ascoltare il messaggio dal vivo, a stare in comunione con i fratelli, così come tu sei stato in comunione con noi, Signore. Alleluia, gloria al tuo santo nome, al Re dei Re, al Signore dei Signori che è risorto e vive in eterno. Amen. Grazie Silvano, grazie soprattutto al Signore che ancora oggi ci parla, ancora oggi ci insegna. Certo, gli insegnamenti di Gesù non sono sempre facili da comprendere, ma noi
abbiamo le scritture, abbiamo lo Spirito che ci guida, che ci aiuta in questo. Prima di salutarvi con un canto volevo salutare Karen, salutare Gaetano che ci ascoltano in diretta, salutiamo anche Vito e Riccardo che stanno poco bene, buona guarigione. Speriamo che presto siate in mezzo a noi, che possiate glorificare il Signore insieme domenica. E salutiamo tutti quelli che sono a casa con questo canto, Il tuo nome. Quando sorge il sole, offro a te la lode che sale il cielo per raggiungerti e lodare il nome tuo, il tuo nome. È una torre sulla roccia, il tuo nome. È un rifugio nella notte, il tuo nome. Ogni voce gridi forte che niente ha il poter di salvare, ma il tuo Gesù, noi veniamo a te, riempi i nostri cuori, aiutaci a vivere per te e lodare il nome tuo, il tuo nome. È una torre sulla roccia, il tuo nome. È un rifugio nella notte, il tuo nome. Ogni voce gridi forte che niente ha il poter di salvare, ma il tuo nome. È una torre sulla roccia, il tuo nome. È un rifugio nella notte, il tuo nome. Ogni voce gridi forte che niente